applauso a questo meraviglioso musicista, il maestro Davide Fullanetto, che voi avete già conosciuto, che ringraziamo tantissimo per aver accettato anche questa sera questo invito. Grazie maestro, con questa musica bellissima, Baci. Baci, baci. E con chi parleremo questa sera di baci? Perché poi quello che sentiremo ci farà dire beati i baci. E non solo, presento subito gli ospiti. Allora abbiamo il professor Giovanni Mazzoleni, già primario maxillofacciale ospedale di Treviso. Grazie professore di essere qui con noi questa sera. Grazie, vicino a me, alla mia tutti. sinistra, c'è invece il dottor Daniele Frezza, che è il direttore della chirurgia dell'orecchio dell'ospedale di Treviso. Grazie anche a lei, Buonasera, dottore, di grazie. essere qui presenti. Vicino a loro chi c'è? C'è una loro collaboratrice, la collaboratrice del professor Mazzoleni, che è Romina Paccagnani. Buonasera. E vedrete perché questa sera c'è qui Romina. Vicino invece al dottor Frezza c'è Tiziano Spigariol, storico delle tradizioni trevigiane, e anche con lui, specialmente nella seconda parte, faremo un viaggio nelle tradizioni. Allora professore, io parto subito da lei, perché io so che lei questa sera ci ha portato una cosa importante, specialmente la Mirella quando l'ha sentita, no, ho detto professore, lei ce la deve far vedere, chissà quanti diranno, ah, meno male. Che sorpresa ci ha fatto questa sera, professore, e perché è qui questa sera? Beh, io sono qui tanto come medico missionario in Mongolia, prima di tutto, però ho portato uno strumento che farà piacere alle mamme, ai genitori e anche alle persone molto ansiose. Ho portato la nuova siringa senza ago. Sentite che sorpresa vi ho fatto, siringa senza... Cosa vuol dire, professore? Vuol dire che è una siringa, che adesso la Romina farà vedere, che viene caricata e il liquido, l'anestetico, viene spinto a pressione, senza usare aghi. Quelle persone che sono, come ha detto lei, ansiose, non parliamo della Mirella che solo sentir l'ago ha già male, perciò sarà una cosa importantissima, e i bambini specialmente. È stata messa a punto per le vaccinazioni, quindi usata per i bambini, ecco. E noi è stata anche consigliata, noi abbiamo cominciato a usarla in campo odontoiatrico. È già in vendita questa siringa? A me l'ha dato il rappresentante, adesso non lo so quando sarà. La facciamo vedere, professore? Sì, certo, la Romina fa vedere. Ecco Romina, apre lo scrigno magico, perché per contenere una cosa di questo genere, eccola qua. Adesso vediamo come si posiziona. Ecco, viene caricata a pressione, ecco, poi viene tolto lo stantuffo, viene inserito una siringa senza ago, Non c'è l'ago, ve lo posso garantire. Senza ago, qui davanti si vede che non c'è l'ago. Sì. E adesso viene a pressione, così. Ma è veramente una cosa incredibile, pensando veramente a quanti come la Mirella, solo sentire l'ago, specialmente i bambini, poi dottore, quanta fatica ai bambini far spiegare che l'ago non fa male. Col cavolo non fa male, professore, l'ago fa male? Certamente viene usato in certi settori del cavo orale, non dappertutto. Grazie. Cosa vuol dire per lei avere anche questa nuova tecnologia? Cioè, la scienza va sempre più avanti e la tecnologia l'accompagna? Sì, l'importante è seguirle, la scienza ti accompagna. Cosa manca allora secondo lei, oltre alla scienza e alla tecnologia? Ma l'aggiornamento. Come siamo messi, professore, come aggiornamento? Ci sono tantissime novità in campo stomatologico, tantissime novità, e sicuramente tutti i miei colleghi le conoscono, quindi bisogna attrezzarsi. Dottor Frezza, lei vedendo anche quello che avete portato con Romina, che lei è venuta assieme al professore, cosa vuole dire alle persone che ci stanno ascoltando? Quale impatto avrà nel futuro anche questa tecnologia rispetto a quell'ammalato ansioso, pauroso, ai bambini specialmente, che queste mamme fanno tanta fatica a fare anche aprire la bocca delle volte o solo a fare anche un'iniezione, pensiamo ai vaccini? Ma allora è una
procedura che chiaramente aiuta noi medici ma anche le mamme e i bambini a seguire un percorso di cura. È importante, giustamente come diceva il dottor Mazzoleni, utilizzarla nel momento e nelle sedi e nelle indicazioni corrette. È l'ambito dell'attenzione verso il paziente, verso il bimbo, verso l'altro, che noi medici oggi più che in passato dobbiamo sempre di più conquistare, perché conquistando questa attenzione aumenta anche la fiducia verso quello che noi proponiamo e verso poi un buon risultato finale. Certo. Quindi sicuramente in ambito odontoiatrico, nel mio settore ad oggi ancora non la utilizziamo, avrà e ha un suo ambito di applicazione, ma penso che tutti noi dobbiamo essere attenti al tema evitare il dolore, evitare procedure che come dire, mettono il bambino in condizioni poi di non seguirci nelle cose successive. Ecco, quindi il tema che chi si occupa di politica sanitaria definisce umanizzazione delle cure, no? Certo. Quindi non solo far bene la diagnosi e la terapia, ma anche farla con un'attenzione verso l'altro, per aumentare la fiducia e ridurre il disagio. Anche perché, io mi metto in prima fila, l'approccio è diverso. Se tu sai che sei un'ansiosa rispetto all'ago, sentire che hai la possibilità di non avere più l'ago ma di avere un'iniezione diversa fatta con uno strumento che è, come abbiamo visto, è una cosa che veramente si dice beh, la faccio anch'io, perciò l'approccio sarà anche diverso, cioè arriverà più volentieri il bambino ma anche l'adulto, perché io lo dico anch'io sentendo questa cosa, sono molto più favorevole ad andare a trovare il professor Mazzoleni che non prima, che sapevo che questi aghi, Romina sta dicendo, e però mi terrorizzavano nel vero senso della parola. Beh, lei ha giustamente colto la sintesi di queste applicazioni e anche di altre, cioè aumenta, si dice, la compliance, esatto, cioè l'adesione del paziente al nostro percorso di cura. Più noi siamo in grado di proporre una medicina che ascolta il paziente e gli si avvicina, ovviamente laddove è possibile, perché certo, alcuni interventi dobbiamo, ci mancherebbe altro, continuare a farli e le procedure sono ben codificate, e più aumenta la capacità nostra e del paziente di fare un percorso di cura assieme e di risolvere bene i loro problemi. Dottor Frezza, lei è direttore della chirurgia dell'orecchio. Sì. Quanti passi avanti sono stati fatti per l'udito, per sentir meglio, per cercare di migliorare, che per una persona che non sente diventa una situazione difficilissima? Ma guardi, la ringrazio della domanda. Innanzitutto io sono un otorino-laringoiatra e quindi vengo da una specialità in cui ci occupiamo appunto dell'ambito orecchio-naso-gola, però negli ultimi anni, dal 2015, mi sono, come dire, super specializzato in questo argomento e l'azienda mi ha affidato questo ambito specifico di lavoro, che si occupa sia della cura delle malattie dell'orecchio, ma anche molto della prevenzione della sordità e della cura della sordità. Oggi il tema di riabilitare il paziente nel sentirci bene sta diventando un tema importante e crescente, perché la popolazione invecchia in misura maggiore che in passato, ma anche perché noi vogliamo essere efficienti, in grado a qualsiasi fase d'età di lavorare, di rimanere all'interno della società in maniera adeguata e quindi di dover sentire bene. Ecco, questo argomento ho la fortuna di vivere in una fase da una quindicina d'anni, ma soprattutto negli ultimi 4-5 anni, in cui le applicazioni tecnologiche, quelle per esempio che utilizziamo nel cellulare, stanno velocemente trasferendosi nel mondo della riabilitazione uditiva, perché oggi noi riusciamo a ripristinare l'udito pressoché a tutti i bambini sordi, ma anche agli adulti o ai giovani adulti che per motivi di malattie incorrono in situazioni di perdita uditiva. E questo è un grande, diciamo, è un grande ambito di successo, un po' costoso, dove la sanità ha delle limitatezze di risorse, ma dove possiamo ottenere grandi risultati.
Quanto male fanno i telefonini, avere sempre questo telefonino vicino all'orecchio? Cosa ci può dire e cosa può lanciare anche un appello a questi genitori che iniziano proprio a dare questi telefonini a bambini piccolissimi? Ci spieghi qualcosa, dottor Frezza? Allora, per quanto riguarda la perdita uditiva, questo è relativo, cioè diciamo che per perdere udito bisogna essere sottoposti a una fonte sonora di alta intensità, quindi rumori di musica ad altissimo livello, le discoteche, ahimè il traffico in alcune condizioni, l'aereo, i rumori in ambito lavorativo, i martelli pneumatici, le motoseghe, eccetera. Ecco, questi sono settori in cui se uno è esposto molto l'udito scende, soprattutto se è esposto con tanta frequenza e non ha dei momenti di recupero. Il telefonino di per sé non fa perdere udito. Almeno abbiamo detto qualcosa. Però noi oggi abbiamo dei primi dati che ci dicono che essendo una esposizione a onde elettromagnetiche, sì, queste determinano di fatto un aumento della temperatura, soprattutto se il cellulare viene appoggiato per molte ore al giorno nella regione dell'orecchio, con un rischio sanitario che sta cominciando a delinearsi. Per esempio alcuni tumori della ghiandola parotide che si colloca proprio davanti all'orecchio o del nervo acustico, cominciano ad esserci degli studi che danno una certa relazione alle esposizioni alle onde. Per cui il consiglio qual è? Di usarlo poco, di usarlo se è possibile con le cuffiette auricolari e non con il Bluetooth, perché il Bluetooth appoggiato all'orecchio aumenta fino a 6-8 volte l'emanazione di onde all'interno dell'orecchio, quindi sembra comodo, lo è da un punto di vista del suo utilizzo, ma sicuramente da un punto di vista sanitario dell'esposizione è più rischioso. È dannoso. Esattamente, più rischioso. Poi concludo dicendo che sì, in medicina dobbiamo avere prove certe. E statistiche. Esatto, siccome l'uso dei cellulari ha ormai 20 anni di ampio utilizzo, ma 20 anni sono pochi in ambito sanitario, certo, non abbiamo ancora dei dati molto certi e confutabili. Però precauzione. Però cominciamo ad avere, esatto, questi orientamenti. Sì. Ma perché sono qui il professor Mazzoleni e il dottor Frezza? Perché loro sono missionari volontari. Allora, facciamo la sorpresa e partiamo con il nostro viaggio. In missione fin sul confine del deserto del Gobi in Mongolia per portare cure alla popolazione nomade. Per la terza volta 5 medici dell'ospedale Cafoncello di Treviso hanno volontariamente formato un team umanitario e per 15 giorni attiveranno nell'ospedale di Arvailer, capoluogo della regione mongola più meridionale, un'equipe di chirurgia maxillofacciale e pediatrica e di otorino-laringoiatria. Il gruppo è giunto nella sperduta cittadina dopo un volo via Mosca fino a Ulan Bator e oltre 10 ore di jeep attraverso la steppa, su una strada per la gran parte sterrata. Il primario di chirurgia maxillofacciale Giovanni Mazzoleni, l'otorino-laringoiatra Daniele Frezza, il chirurgo pediatrico Giancarlo Schiavon, l'anestesista Claudio Benetton e l'infermiera strumentista Milena Frigo. Questi i 5 specialisti partiti da Treviso, sostenuti dall'associazione Help for Children di San Vendemiano, che in Mongolia opera in collaborazione con la missione cattolica della Consolata di Torino. Sarà la televisione a far sapere alla popolazione dell'opportunità di sottoporsi a visite ed eventualmente a interventi. L'anno scorso i pazienti esaminati erano stati 300, 30 le operazioni in anestesia generale per curare patologie e malformazioni tipiche di quell'area, formata da un altopiano di oltre 2000 metri di altitudine, dove le temperature raggiungono i 40 gradi sopra lo zero d'estate e sotto d'inverno. Allora, sorpresa, vero che le ho fatto una sorpresa, dottore? Grazie. Cosa vuole aggiungere dopo aver visto queste immagini? Perché questo è un filmato che noi abbiamo preso, però è già datato rispetto a quello che avete fatto voi. Ci spieghi un po' allora, dottore? Ma io volevo iniziare con perché è nata questa missione. Esatto. Allora, è apparso all'inizio degli anni 2010, un articolo sul Corriere della Sera, fatto da Federico Pistore, che è un giornalista che si occupa di Mongolia, e ha comunicato che questa piccola missione, che allora stava prendendo un po' piede, cercava medici e anche un chirurgo plastico e maxillofacciale. E ha risposto a questo invito un'associazione di Pavia.
Pavia che è in contatto, di chirurgia pediatrica, in contatto con la chirurgia pediatrica di Treviso, dove c'era aiuto il dottor Schiavon. Il dottor Schiavon ha detto di sì e ha chiesto a me di andare insieme per succedere al direttore della chirurgia plastica di Udine, che andava su per 15 giorni, e dopo sono andato io. L'anno successivo ecco, cominciamo a vedere un po' di immagini, dottore, così poi lei ce le commenta assieme al dottor Frezza. Ecco, qui siamo in Mongolia, giugno 2017, prego dottore. Sì, dico che l'anno successivo questa associazione di Pavia si è sciolta e quindi abbiamo cominciato noi, abbiamo fatto il team. Cosa stiamo vedendo adesso, dottor Mazzoleni? Beh, stiamo vedendo la storia della Mongolia, cioè l'importanza che ha avuto per loro Gengis Khan. Ecco. Gengis Khan che ha costruito il più grande impero mai esistito. Gli Uni sono arrivati in Italia, quindi se si può fermare. Ecco, se si può fermare, dice il dottore, quella di prima. Quella di prima. Sì, ecco, allora torniamo indietro, sì, vediamo se riusciamo a far vedere l'immagine di prima. E cosa vuol dire, dottore, essere missionari, medici missionari con un popolo veramente che poveretti, se non fosse voi che andate? Ci sono tanti aspetti importanti. Prima di tutto abbiamo conosciuto dei missionari, preti, sacerdoti, che vi assicuro sono di una bontà, generosità, proprio delle persone quando sono in missione si trasformano, sì. Poi abbiamo conosciuto il popolo mongolo, che è un popolo speciale, diceva lei. È un popolo speciale, sì, è un popolo speciale, un popolo severo, anche violento in certi casi, ma che le sono apprezzabili sono le donne, che lavorano e sono sincere, sono delle brave persone. Ecco, stiamo vedendo la foto, dottore, che lei voleva. Delle brave, e i bambini. Perché voleva commentare questa foto? Perché questo è il Parlamento. Questo è il Parlamento, ecco, questo è il Parlamento di Ulaanbaatar e in mezzo c'è la statua di Gengis Khan. Gengis Khan è vissuto nel 1100 e rotti, 1200, e ha conquistato tutta l'Asia, è arrivato a Pechino, eccetera. La sua capitale, lui era figlio di un fabbro, era figlio di un fabbro e poi piano piano ha costruito un esercito e ha riunito i vari clan della Mongolia e ha fatto un esercito arrivando fino a Pechino. Chi è che non ha sentito il nome di Gengis Khan? È impossibile non averlo sentito. Ma Gengis Khan è ancora vivo. Ma Gengis Khan è ancora vivo perché Gengis Khan c'è l'aeroporto Gengis Khan, c'è la lira sull'immagine di Gengis Khan sui soldi, c'è la birra Gengis Khan, è ancora vivo. Perciò vive... E ti dirò di più, Mirella, che le spose, lì è un paese buddista, le spose vanno a offrire il bouquet di fiori a Gengis Khan. Ecco, sentite quanto, cioè la storia che non finisce mai, che è una storia che continua, perciò la popolazione è come le spose che andassero in spose a Gengis Khan, esatto. E perciò portano questo mazzo di fiori, questo bouquet. In alto vedete proprio la statua di Gengis Khan e vedete anche una coppia di sposi che erano lì vicino alla statua. Dottor Frezza, quanta povertà c'è in questo paese? È un paese straordinario perché la cosa che colpisce, soprattutto fuori dalla capitale, perché c'è questa capitale dove abbiamo visto il Parlamento, che è una città in continuo cambiamento, ha circa 1,5 milioni di abitanti ed è, come dire, il mondo moderno della Mongolia. Ma appena si esce vedete queste immagini, cioè steppa, immagini che danno l'idea proprio dello spazio, dove a fronte di un territorio che è circa 6 volte l'Italia, ecco qui guardate, qui cosa c'è? C'è uno dei loro piatti tipici in cui con dei sassi caldi viene cotto la carne e le patate, e noi abbiamo avuto l'onore di mangiarla in ospedale, offerta dagli infermieri, ed è come dire, il loro piatto predibatto, ecco. E comunque, tornando alla povertà, è una popolazione nomade, quindi al di là di chi abita in capitale, in questa steppa
ci sono i nomadi che allevano cavalli, yak, capre, e sono in grado di sopportare le temperature che abbiamo sentito, cioè dai meno 40 d'inverno fino ai 20-30 gradi d'estate, quindi uno sbalzo termico molto importante. Ed è una popolazione che, così come noi l'abbiamo conosciuta nelle varie missioni, quella della steppa, vive di stenti, perché alla fine attraverso il bestiame riescono a sbarcare il lunario, ma di certo non a comprare i farmaci, non a comprarsi i vestiti, eppure sono situazioni climatiche molto molto difficili. Ecco, lì la natura sovrasta l'uomo. Ecco. Lo schiaccia nel vero senso della parola. Questi sono aspetti che per chi va in Mongolia diventano prevalenti, cioè ci si accorge della diversità di quel paese proprio perché la natura è ancora in grado di dominare l'uomo fino in fondo. Dottor Mazzoleni, però volontario, si nasce volontario, io sono dell'idea che si nasce con questa sensazione meravigliosa che è quello di donare, darsi agli altri, aiutare gli altri. Come la popolazione vi ha accolto la prima volta che siete arrivati? Dopo la prima volta ci guardavano con diffidenza, soprattutto i colleghi. Erano diffidenti. Sono gli altri veneti che siamo si guardavano tutto il mondo è paese. Con diffidenza. Poi piano piano siamo diventati amici e i colleghi della chirurgia, c'era una sola sala operatoria. Una sola? Una sola. Loro lavoravano di notte per lasciare a noi la sala operatoria di giorno. Siamo arrivati a essere molto amici. Ecco, dicevo prima, conoscere il popolo bisogna, conoscere il popolo mongolo e anche le sue tradizioni, perché per esempio se ti offrono un bicchiere di vodka non puoi rifiutare. Bisogna berlo. E prima bisogna intingere l'anulare, buttarlo al vento, buttarselo nella fronte e dopo berla. E se non la vuoi bere devi passarla a un altro. Perché è una loro tradizione, un'usanza. Il coltello lo devi usare se vai tagliare la carne verso la gente, devi sempre verso di te. Per entrare in una guerra si entra bene di fronte, perché nella guerra in una parte c'è l'altarino, in tutte le guerre, quindi si entra. Però per uscire bisogna uscire di schiena, perché non si può mai girare le spalle all'altarino. E piano piano conosce tutte queste tradizioni. Ma dottor Mazzoleni, quando noi italiani che viviamo in un paese meraviglioso, che penso che abbiamo tutto, non ci manca niente, certo, quando vieni catapultato su queste realtà, vedere questi bambini che non hanno niente, anzi niente è già dir tanto, perché veramente vivono in condizioni anche climatiche, come ha detto il dottor Frezza, incredibili. Cosa si sente di dire quando ritorna qui, dire ma di cosa ci lamentiamo noi? Questo sì, diciamo che loro, noi vogliamo bene a questi bambini qua, perché sono bambini. I bambini non hanno dei colori, i bambini sono bambini meravigliosi. Sì, ma anche il popolo, diciamo, più come diceva Daniele Frezza, in periferia. Perché già nella città, la città è 1,5 milioni di abitanti, è il 50% di tutta la Mongolia. Pensate. Mongolia ha 3 milioni di abitanti e ha un territorio 5 volte l'Italia. Enorme, vastissimo. E quando torni, sai, non puoi parlarne che bene, certo, di questa gente che piano piano abbiamo conosciuto e sono dei veri amici che ti rispettano e nello stesso tempo si fanno anche rispettare. Cosa vuol dire incontrare poi dei missionari, come lei ha detto, abbiamo dei preti meravigliosi, sì, veramente della gente che sì, ha fatto della loro vita una missione, rischiando anche la vita in paesi veramente pericolosi delle volte, eppure loro vanno, ritornano, anzi rimangono là finché proprio muoiono. Com'è l'approccio con questi preti? Per quanto ne so io, so il percorso di Giorgio Marengo, che è il sacerdote che dirige questa missione. Mi piacerebbe averlo ospite una volta. Se viene in Italia volentieri. Grazie. Sono partiti 2 o 3 e sono rimasti in un appartamento perché non potevano fare proselitismo, è vietato dalla legge mongola, no? Hanno dovuto aspettare il consenso dalla politica, e sappiamo che lì c'era il partito comunista,
quindi, e per 3 generazioni sono atei, hanno lasciato neanche i buddisti, non c'erano, 3 generazioni col comunismo sono rimasti atei, quindi poi è entrata la democrazia, si è formato il partito socialista mongolo che ha preso il potere e in quel momento ha avuto il consenso i nostri e allora piano piano hanno cominciato a fare proselitismo, hanno fatto un asilo, il doposcuola per i bambini. Giorgio in 4 anni ha imparato a parlare regolarmente il mongolo, che è una lingua difficilissima. Che è una lingua difficilissima. Allora, continuiamo col nostro viaggio e adesso vediamo le tradizioni. Азийн цээжнээс дэлхийн дайдыг морин туураагаар тамгаж явсан агуу их өвөг дээдсийн онгод хэмэр хүмүүн төрлөختний гайхал бишрлийг төрүүлэх аялгау хөгжим айзам хэмнэлийн улбаг үндэсний дуу үжгийн түмэн их чуулгын уран бүтээлчид үзэгч олондоо өргөн барьж байна. Үндэсний дуу үжгийн түмэн их чуулга. Tiziano Spigariol, vedendo queste immagini, tu storico di tradizioni, cosa ti senti di dire? Abbiamo visto dei vestiti meravigliosi, delle maschere stupende. Sì, vedendo queste cose mi viene da dire che è molto difficile parlare di tradizioni qui da noi, perché ogni anno che passa mi chiedo sempre di più se siamo andati avanti, siamo tornati indietro oppure abbiamo dimenticato tutto. Io convintamente, comunque per quanto posso, cerco di portare avanti la tradizione, mi si consenta di dire, del nostro popolo veneto, però diciamo alla fine con scarsi risultati. Allora, spieghiamo per chi non conosce chi è Tiziano Spigariol e cosa fa. Lo devo spiegare io? Certo, caro, lo devi spiegare tu, meglio di te chi lo può spiegare. Beh, diciamo che partiamo dall'infanzia cercando di dire le cose il più velocemente possibile. Beh, la mia infanzia, quasi 70 anni fa, era un'infanzia normale dove, non dico alla stregua dei mongoli, ma quasi avevamo ben poche cose. Era un'infanzia contadina o semitale, dove io provengo, come tutti noi, da una famiglia di contadini, dove avevamo tutto quello che ci serviva in casa, gli animali che non si portavano a spasso col guinzaglio le galline di oggi, eccetera, il maiale che aveva il suo giusto ciclo biologico, quando era pronto veniva ammazzato perché serviva come cibo, ovviamente. Ed era una tradizione. Era una tradizione alla quale oggi non si fa più vedere, diciamo, ai bambini che si ammazzano gli animali, ma allora era una cosa comune, era una cosa
perché si faceva capire che il senso dell'avere queste risorse animali, erano risorse sostentamento per la vita, era una cosa normalissima, comune, per cui nascevano, crescevano e poi venivano ammazzati perché tutti li potessimo mangiare e potessimo continuare a crescere, quindi era la più assoluta normalità. Ma delle tradizioni antiche, secondo te, ne avevamo molte, cosa è rimasto? Se per tradizioni intendiamo come si viveva un tempo, direi che ne avevamo tantissime, perché qualsiasi cosa oggi è stata un po' stravolta, no? Parliamo di una cosa, per esempio, che ormai tutti conoscono, tutti vogliono, tutti assaggiano, tutti bevono, cioè il vino. Il vino si faceva in un certo modo, tutti concorrevano alla vendemmia, si metteva i grappoli in tinozze, con i piedi si pigiava l'uva e poi si torchiava quello che rimaneva, e alla fine si metteva in botti e si aspettava il tempo necessario che si doveva aspettare perché si potesse bere questo vino. Oggi non si vede più niente di questo discorso. Pochi bambini che pigiano l'uva, ma la raccolta viene quelli fatta con attrezzature più o meno sofisticate. Si arriva in cantina con vasconi, si butta tutta la roba, c'è solo uno scaricamento, poi non si vede più niente e alla fine ti dicono questo è quello, questo è quell'altro e quello è quell'altro. Per cui credo si sia perso tutto il senso non solo dell'appartenenza delle cose, ma proprio della partecipazione collettiva a tutto quello che erano dei fenomeni naturali, stagionali, e allora così si capiva il senso delle stagioni. Nessuno li trovava, sì, in qualche libro sicuramente c'era la vendemmia, c'era qua, c'era, ma i bambini crescevano sapendo già che cos'era, perché era nella normalità, normalità della vita. Allora, Romina, lei che con questi bambini, parliamo tantissimo questa sera di bambini, sono la prima parola che esce sempre il bambino. Io sono convinta che il bambino è molto più grande di quello che pensano i genitori. Lui capisce tantissimo, è il genitore forse che non riesce a capire che suo figlio è in grado di capire, anche se è piccolo, quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che fa male e quello che fa bene. Com'è l'approccio che ha con i bambini e con i genitori? Perché delle volte è più fatica far capire ai genitori che il bambino lo devono lasciare stare, che lui si arrangia. Certo. Con i bambini bisogna sempre essere molto dolci e con i genitori bisogna anche saper porre dei limiti. E quindi tutto quello che una volta che si fanno accomodare i pazienti nella sala d'attesa, poi il bambino può continuare le proprie cure assistito insomma da noi e dai medici, la mamma o il papà. senza la mamma e il papà, a meno che insomma non sia desiderio del bambino stesso, ma normalmente non accade, si sentono ben protetti anche da noi. Allora vuol dire che il bambino, se viene un attimino responsabilizzato, lui sente, sa come comportarsi. Certo. Delle volte il comportamento del bambino è dovuto proprio al comportamento del genitore, che dovremmo insegnare, cosa dice dottor Mazzolei, al genitore l'educazione e il rispetto anche di certi posti dove si trovano. Cosa ci può dire, dottore? Ma guardi, ci stiamo addentrando in un argomento molto difficile e delicato. Sì. Perché una volta i genitori erano i veri e unici educatori e la scuola aiutava. Adesso purtroppo, per fortuna, i genitori sono sempre impegnati col lavoro, cioè possono seguire poco i figli e quindi vengono affidati alla scuola. Non sempre la scuola è adeguata
a far crescere questi ragazzi, secondo me, per quanto ce la mettano tutta. Ecco. Però il genitore all'esterno della sala operatoria, ad esempio, quando questo bambino esce proprio per l'intervento, cioè è sempre un genitore forse troppo ansioso rispetto a quello che dovrebbe ricevere il bambino nel momento che si sveglia. Ma è giusto che i genitori siano ansiosi dopo, cioè è un'esplosione di felicità quella che vanno incontro ai bambini. Di fine di sofferenza, diciamo. Sì. E il bambino come la vive la sala operatoria, dottor Mazzoleni? Il bambino ha paura per forza. Però si rassegna più facilmente? Sì. Il bambino forse è ingenuo, quindi va incontro a quello che deve fare con una certa... per forza, è costretto a farlo. Posso fare una domanda al musicista? Prego. Ha sentito quella musica? Sì. Quella è una canzone d'amore ed è fatta da un cantante che canta con voce bitonale. Non so come riescano, ci vuole un esercizio incredibile, cioè la voce di fondo e in più riesce a fare anche una voce, un'ottava di sopra, non so, pensate, un esercizio proprio difficile anche. Difficile. Continuiamo a vedere anche delle immagini di bambini perché capiamo anche cosa vanno a fare questi medici all'interno di queste strutture, chiamiamole così, di questa sala operatoria per aiutare a vivere meglio questi bambini. Ci può spiegare un po', dottor Mazzoleni? Dunque, qua queste immagini c'è il dottor Ferro che sta visitando dei bambini, lui è chirurgo pediatra, quindi li visita per ernie e altre piccole patologie, e dall'altra parte il dottor Frezza che, come si vede, è sull'orecchio. È sull'orecchio. Dottor Frezza, allora, quando lei si approccia e vede questi bambini, che se voi non foste là, purtroppo, poveretti, chissà cosa succederebbe crescendo. Cosa si sente di dire, dottore, vedendo anche queste immagini, quello che fate? Ma che ovviamente noi facciamo delle missioni che durano 15 giorni e quindi in quei 15 giorni è un lavoro dalla mattina alla sera in cui cerchiamo di dare il massimo e i bambini lì sono tanti e avrebbero probabilmente bisogno anche di più di quello che noi riusciamo a fare. Sta di fatto, però ha ragione lei, che se non avessero l'opportunità di trovare noi come specialisti, nell'ospedale che avete visto, che è un ospedale degli anni 30 francese, lì ci sono alcuni medici ma non specialisti di settore, non c'è il chirurgo pediatra, non c'è l'otorino, non c'è il maxillofacciale e soprattutto non sanno operare, se anche ci sono hanno delle competenze molto generiche. E noi riusciamo a vedere i bambini, ecco questo forse è un dato che è molto forte, nel momento in cui vediamo, questo è l'ospedale, vedete, inserito nella steppa, un ospedale semplice, i pazienti lì arrivano da noi perché viene fatto un comunicato attraverso una televisione locale e quindi anche i nomadi la vedono attraverso i satellitari e sanno che ci saranno dei medici europei e si mettono in cammino, alcuni fanno un viaggio di 2 giorni per arrivare in questo ospedale e riuscire a trovare in noi una risposta. Alcuni di questi bambini o adulti poi vengono operati. E la cosa che ci lascia sempre sorpresa è la semplicità, cioè noi riusciamo a visitare e dopo 1 giorno o 2 operare il bambino o l'adulto. In maniera molto diretta, ecco, quindi torni a essere un medico a tutto campo, qui lo dobbiamo un po' dire anche in maniera più semplice. Operando anche in ristrettezza, perché appunto meno non abbiamo... con tante procedure scritte, formalismi, formalità che oggi invece noi abbiamo nel nostro lavoro quotidiano. E i bambini sono questi, noi per esempio vediamo una bimba che dal colorito delle guance è evidente che vive nella steppa, perché cambia proprio il tipo di pelle, è una pelle che si adegua agli sbalzi termici, al vento, agli insulti e occupandomi di orecchio, quasi tutti i bambini che vivono nelle ghiere, in queste tende bianche, hanno purtroppo i timpani perforati. Perché a fronte di queste infezioni non hanno l'antibiotico, vengono curate
non bene e quindi l'orecchio si danneggia. Allora noi nel periodo che andiamo riusciamo a operare un certo numero di bambini, ma ce ne sono tanti. Senta, dottor Freitz, la domanda che ho fatto prima al dottor Mazzoleni la faccio anche a lei. Cosa l'ha spinta a intraprendere questo viaggio di medico missionario? Cosa è stata la molla che ha detto parto anch'io? Forse la molla ce l'ho davanti, eccolo qua. La stima e il lavoro fatto in tanti anni con il dottor Mazzoleni proprio in ospedale assieme, ed è stata, ricordo bene, quando lui è rientrato dalla prima missione, io ho partecipato subito alla seconda, è venuto a cercarmi dicendo: guarda, ho visto un sacco di pazienti che hanno bisogno anche di te, verresti volentieri? Io ho detto: con te ovunque, e così è stata. E poi da lì, sono sincero, questa disponibilità è sicuramente innata in molti di noi, sì. E io l'ho messa subito a disposizione, perché noi andiamo in ferie, quindi ci prendiamo un periodo e andiamo a fare questa attività molto faticosa, ma quando torni ti senti più ricco, cioè come dire, hai fatto un lavoro che sicuramente hai dato qualcosa, anzi speriamo abbastanza, ma soprattutto hai dato a te stesso, in qualità di professionista e di medico, di un'esperienza che sicuramente qui non avresti potuto avere. Quindi la prima molla è stata il dottor Mazzoleni, e le molle successive, ve le ha già spiegate lui, sono che quando vai lì poi fai fatica a non tornarci, perché è una fase di vita e di lavoro, io lo posso dire con molta franchezza, sono le cose più belle che io abbia fatto ad oggi nella mia vita. Dottor Mazzoleni, quando lei si approccia ad altri amici, ad altri medici, specialmente i giovani, come rispondono a questa sua richiesta: venite con me, che c'è molto da fare, molto da aiutare? Perché noi vediamo delle volte che questi giovani vengono massacrati, dicono che hanno voglia di far niente, che non sono preparati, che gli basta solo divertirsi. Lei cosa può dire? Ma guarda, per mia esperienza personale con medici giovani con cui ho parlato di queste cose, tutti mi hanno chiesto di venire. Ecco, avete sentito? Tutti mi hanno chiesto di venire. E si sanno che è un sacrificio? È un sacrificio, perché guarda, non è solo il sacrificio là di sala operatoria, di ambulatorio, ma è tutto un sacrificio. Da quando partiamo, che ci portiamo via tutto, dobbiamo cercarci i medicinali a portarci via, gli strumenti, andiamo via tutto. Il vostro proprio volontariato? Sì, e magari alla frontiera dopo ti fermano e ti disfano tutto, anche le medicine, perché chiaramente con l'anestesista arrivano anche farmaci che hanno una certa importanza, no? E, anzi, voglio ricordare Claudio Benettoni, il nostro anestesista, perché è veramente un anestesista in gambissimo. Che perciò lui parte, viene con voi? Ma lui ci addormenta i bambini solo auscultandoli, quindi senza tanti strumenti, radiografie né niente, quindi veramente è un valoroso. Da quante persone è formata questa equipe quando partite? Noi siamo in 4 medici. 4 medici. Ognuno con una 4, specializzazione diversa? 4 o 5. Uno con una specializzazione diversa? Sì, perciò portate... È una strumentista e un'infermiera. Un'infermiera e una strumentista. Romina è mai venuta? No. Romina ancora no, deve ancora avere questo piacere, ma sentendo questi due bravissimi medici, cosa si sente di dire, Romina? Sarebbe una grandissima esperienza per me, un giorno poter Tiziano partecipare. ha detto parto subito, Tiziano, perché fosse venuta voglia di partire anche lui. È stata anche la mia reazione. È stata anche la sua reazione, ma specialmente quando sai che va a aiutare dei bambini che avrebbero un futuro molto diverso e molto più complicato, se non addirittura bruttissimo. Però io so anche che lei, professor Mazzoleni, ha portato qui a Treviso una bambina. 2 bambine. 2 bambine, pensate. Racconti, perché è una storia molto bella questa. 2 bambine che avevano dei problemi cardiologici. Esatto. E sono state operate a Padova, e c'era in regione un fondo particolare per... Sentite bene, sono informazioni importanti. C'era un fondo particolare, credo ci sia ancora, per persone che non abitano in Italia. C'è un fondo... E non hanno neanche parenti in Italia, per cui vengono qua e dopo tornano al loro paese. Quindi con quel fondo lì siamo riusciti a far operare
in cardiochirurgia a Padova, 2 bambine, una dovrebbe essere anche qui, dopo la vediamo. Nelle foto che vedremo, sì, queste sì. bambine. E quando queste bambine vengono operate, diciamo, e poi vengono rimandate al proprio paese, poi da chi vengono seguite per eventualmente? Di solito ci sono dei medici in gamba. Ecco. Per esempio lì in Mongolia c'era una brava cardiologa, però non c'era la cardiochirurgia. Non c'era la cardiochirurgia, perciò è stato... Dopo lei ha seguito lei. E perciò è un bene. aiuto concreto, visto che là non hanno la possibilità, i mezzi, diciamo, certo, per essere certo. operati, però possono tornare là che ci sono bravi medici che portano avanti questo lavoro. Soprattutto nella capitale. Ecco perché anche il discorso faceva Daniele prima, cioè noi siamo lì, vengono avvisati, vengono a trovarci e dopo, perché se non ci fossimo noi qui in quel periodo dovrebbero andare a Ulaanbaatar, la capitale, e sono da Hiker circa 8 ore di pullman. Pensate, 8 ore di viaggio. Quindi partono alle 4 di mattina e tornano alle notte. La malformazione che più si riscontra su questi paesi qual è, dottor Mazzoleni? Labio-palatoschiesi. Però noi diamo per i bambini. Cos'è? Perché tanti a casa magari non conoscono questi termini tecnici. Labbro leporino. Labbro leporino. E la gola lupina, mi pare che la chiamassero qua una volta, no? Domando all'amico di traduzione. Ecco, dovrebbe venire lui, perché non tanto per venire al Hiker, ma per andare, per esempio... Eccole qua, stiamo vedendo le foto, dottor Mazzoleni. In certi paesi dove cacciano con le aquile. Sì, queste sono le patologie più frequenti, quelle che abbiamo scelto, si vede solo una sotto a destra in cui è ben evidente, il resto non l'abbiamo messo tanto in evidenza perché non sempre sono delle belle immagini. Ad ogni modo non è che noi operiamo solo i bambini, perché lì, poiché non li operano, ci troviamo persone che di 20-30 anni, ho operato uno da 40 anni che ha portato la maschera per tutta la vita. Perché si vergognava. Pensate, poveretto. Quindi, pensate. Ed è tornato normale, dottor Mazzoleni? Io l'ho operato, l'anno dopo volevo rivederlo. C'era anch'io quando lei. C'era anche lei, dottore? Sì. E l'anno dopo ho detto no, non vengo, tanto sto bene. Dai. Sì, sei contento. Ecco, pensate, parlo portare tanto un po'... in dialetto perché... No, va benissimo, dottor Mazzoleni. Ma allora, questi medici che sono tanto criticati, specialmente in questo periodo, ne sentiamo un po' di tutti i colori, che lancia a favore... vuole soprattutto sostenere questi medici che veramente, io dico che sono veramente bravi, perché se abbiamo buoni ospedali, ma è perché abbiamo buoni medici, perché a me non me ne può fregare di meno avere una struttura bellissima, io sono più contenta di andare su una brutta struttura, ma di avere un bravo medico. Ecco, sì. Questo è il mio pensiero. Cosa dice, dottore? Sono d'accordo con lei, diciamo che i laureati in medicina adesso, io penso, siano più preparati di noi, ecco, quando siamo usciti. Sentite. E soprattutto perché ormai il 70% sono donne. E sono le donne che vanno negli ospedali. Ormai i medici uomini preferiscono la libera professione o altre... La prima linea, perché l'ospedale è la prima linea, però secondo me è là dove veramente il medico impara. Secondo me la struttura sanitaria dovrebbe essere cambiata partendo dalla base. Ecco. Lei cosa dice, dottor Frezza? Ma relativamente ai medici? Sì. Ma che allora è una professione bella, che affascina, bisogna avere una bella motivazione e essere disponibili verso l'altro, quindi forse anche il tema del perché la missione in qualche misura, certo, per chi fa il lavoro nostro in un certo modo trova una sua motivazione. Sono d'accordo con il dottor Mazzoleni, i giovani sono preparati, c'è da dire che è diventato un lavoro comunque molto complesso perché io lavoro in ospedale a Treviso ed è il terzo ospedale del Veneto, la complessità comporta anche una fatica fisica, mentale, legata alla famiglia, legata alla propria vita e questa fatica peraltro va molto condivisa nel gruppo di lavoro, nel team. Ecco, è difficile oggi pensare, è giusta l'accezione,
cioè il bravo medico, però è anche bene rivolgersi a un reparto o a una struttura che funzioni, perché il nostro è tanto un lavoro di squadra, ecco. Cosa dire? Io invito i giovani a fare medicina. Ma come mai si trovano rispetto una volta, anche il dottor Benazzi che noi abbiamo avuto ospite tante volte, questo direttore generale dice io non riesco più a trovare medici, devo andare all'estero per trovare qualche figura che mi serve. Ma lì signora, scusi, c'è stata sicuramente una non buona programmazione, cioè intendo dire hanno introdotto il numero chiuso, però poi oltre al numero chiuso a medicina c'è una sorta di ulteriore cancello e qui si stringe l'imbuto verso le scuole di specializzazione, quindi meno medici di quanti servirebbero, ma soprattutto meno specialisti, che oggi i dati ci confermano cominciano a diventare carenti, come i ginecologi, gli anestesisti, i chirurghi, ma anche altre specializzazioni, i cardiologi, gli internisti, quindi soffriremo molto nei prossimi anni. Però molte telefonate che noi riceviamo, dottor Frezza, e mi rivolgo anche al dottor Mazzoleni, dicono noi abbiamo queste visite, queste operazioni anche a lungo termine, però se andiamo nel privato, nella clinica privata le abbiamo subito. Allora i medici sono più fuori che dentro, come diceva il dottor Mazzoleni? No, nel Veneto io adesso non posso citare un dato molto preciso, ma credo di non sbagliarmi, il 90% della sanità è ancora pubblica. Quindi non siamo in regione come può essere la Lombardia dove il 50% è pubblico e il 50% è privato. In Veneto forse siamo la regione in Italia, col Trentino e il Friuli, che ha sanità pubblica. Per cui è vero, ci sono le strutture private che fanno un lavoro importante anche qui in provincia di Treviso o nel Veneto, però la gran parte dei medici lavorano o in convenzione, quindi medici in medicina generale o gli specialisti ambulatoriali, oppure come medici dipendenti all'interno degli ospedali. Il tema è che c'è tanta aspettativa, quindi oggi operiamo molto di più di una volta in tanti ambiti, c'è molta tecnologia, il paziente giustamente vuole ottenere delle risposte, ma siamo arrivati a un punto in cui sicuramente la domanda trova difficoltà rispetto all'offerta. Ecco, quindi. Dottor Mazzoleni, lei cosa vuole Stavo aggiungere? Seguendo quello che diceva. Ho visto che stava seguendo attentamente. Cioè, è una professione che migliorandosi negli anni, una volta si operava di più, non come dice, si operava di più perché non si aveva l'aiuto della tecnologia. Adesso c'è una tecnologia talmente puntuale che il paziente si aspetta con tutta la tecnologia di guarire. Quindi il medico adesso ha un po' paura. Una volta si facevano interventi, adesso si sta molto più attenti. Perché molto più attenti. No, voglio giustamente, prego. Allora vorrei precisare quello che ho detto. Stanno ascoltando attentamente. Ha ragione il professor Mazzoleni. Cioè, una volta noi operavamo molto, io ahimè ormai ho anch'io 30 anni di lavoro. E oggi stiamo molto più attenti a quello che operiamo, perché il risultato deve essere veramente garantito, nonostante far chirurgia, per chi lo sa, qualche complicanza può sempre accadere, però siamo molto più attenti che in passato. Però è anche vero che ci sono delle applicazioni o chirurgiche o comunque di procedura che 30 anni fa non esistevano o venivano destinate a poche persone. Basta vedere le operazioni di una volta con tagli enormi, adesso fanno un buchetto o pensiamo, e riescono a fare... non mio, ma mi viene per esempio a tutta la chirurgia protesica del ginocchio, dell'anca, ecco, ambiti che 30 anni fa erano eccezionali, oggi sono la consuetudine, ma non ho le competenze per entrare, ma anche nel mio settore, cioè noi oggi riusciamo a fare degli interventi per gli impianti cocleari, per le protesi osteointegrate, mentre una volta o uno utilizzava una protesi esterna o non c'erano altre possibilità. Ecco, quindi il ventaglio aumenta, il cittadino, il paziente giustamente si aspetta da noi delle risposte e noi cerchiamo di fare il meglio, anche l'azienda, e forse ogni tanto la lista è più lunga di quanto vorremmo, ecco, questo sì. Professor Mazzoleni, ma quando sentiamo di questi pazienti, ma per sfortuna non ce la fanno, escono da queste sale operatorie e purtroppo non sono riusciti a uscire vivi,
questa famiglia poi che dice io voglio sapere la verità come morto. Però... Cioè, cosa vuol dire per un medico? Per fortuna non mi è sempre successo. In tanti anni non è mai successo, ma cosa vuol dire per un medico? Cioè, come può vivere la situazione un medico? Io parto dal presupposto che il medico vive e se i pazienti se li porta a casa, soprattutto questo tipo qua. Non è che vada a operare superficialmente. Esatto, se proprio non ce l'ha fatta, non deve, cioè lui ce l'ha messa tutta, il destino era quello, insomma. Il destino era quello, cioè il caso ha voluto che andasse così. No, c'è da dire, chiedo scusa se intervengo, che oggi ovviamente potrà accadere quello che lei dice, però deve essere veramente un'eccezione. Cioè noi oggi abbiamo degli obblighi, addirittura il Ministero li ha definiti in procedure in cui non possiamo permetterci una chirurgia di elezione, quindi una chirurgia fatta stabilendo la modalità e il tempo di rischiare così tanto addirittura la vita del paziente. Ecco, in quei casi è opportuno fermarsi, chiedere altre collaborazioni, approfondire il caso, a meno che non ci troviamo ovviamente in una situazione di emergenza dove purtroppo la gravità del caso era imprevedibile e chiede alla struttura e ai professionisti di fare di tutto per salvare la vita di quel paziente. Perciò io che sono a casa e vi sto sentendo, il messaggio che voi ci state dando è quello: andate tranquillamente in ospedale, operatevi tranquillamente perché siete in buone mani. Ecco, questo era quello che volevo sentire, prego. È migliorata tantissimo. L'anestesia. Ecco, parliamo di questa cosa che a tutti spaventa. Cioè, cos'è l'anestesia? Perché una volta era veramente problematico. Una volta si addormentava con la maschera etere, mamma mia. Adesso sono anestesia. Praticamente il paziente viene tenuto addormentato lievemente e soprattutto vengono dati antidolorifici in modo che non senta dolore. Perciò quando si sveglia è tranquillo, non ha più i problemi che c'erano una volta pensati. Ma addirittura con tecniche a Treviso, ma anche in altri ospedali, cosiddette computerizzate, in cui l'infusione dei farmaci avviene regolando l'attività cerebrale rispetto alle fasi dell'anestesia, e a noi viene chiesto quando prevediamo di finire l'intervento, perché 2 minuti dopo la fine dell'intervento l'anestesia è completamente già finita. Quindi noi riusciamo a misurare molto il tempo chirurgico e il tempo di anestesia, e questo significa che il paziente il pomeriggio è assolutamente sveglio come non fosse nemmeno stato operato. Ovviamente parliamo di interventi di piccola e media chirurgia, però le procedure, ha ragione il dottor Mazzoleni, sono veramente diventate straordinarie rispetto anche a 10 anni fa. Dottor Frezza, come mai tante persone del sud vengono a operarsi qui da noi al nord, specialmente anche qua nel Veneto? Cioè, questo messaggio che abbiamo un ospedale che funziona bene, dei bravissimi medici, è arrivato, e queste emigrano nel vero senso della parola, nel senso che con la speranza di riuscire a farcela. Posso fare una battuta? Perché non ci sono le formiche. Perché non ci sono le formiche, ha detto Tiziano. Questo ahimè, abbiamo visto quelle drammatiche immagini veramente di Napoli e fanno, ha ragione lei, danno un elemento importante dell'ambiente in cui noi facciamo la nostra attività. Però è vero indubbiamente che il Veneto è uno dei migliori modelli. Il Veneto all'interno della sanità pubblica a livello mondiale è uno dei migliori modelli per efficienza sanitaria, anche perché ricordiamoci una cosa: i cittadini si lamentano, anch'io stamattina ho fatto ambulatorio e qualche critica emerge, però noi oggi in Veneto riusciamo, con la tassazione generale, quindi con le tasse e il pagamento di una compartecipazione che però devo dire ancora modesta dei ticket, ad avere tutte le risposte sanitarie, dalle cure odontoiatriche alle cure otorino-laringoiatriche, ai grossi interventi, al trapianto di cuore, fino alla cura delle malattie rare o di patologie che hanno dei farmaci veramente molto costosi. Ed è l'unico paese al mondo in cui, pagando solo le tasse, uno riesce a avere tutte le prestazioni sanitarie, perché in qualsiasi altro paese, anche europeo, viene richiesta un'assicurazione privata ad aiuto per concorrere a quelle risposte. Ovviamente io immagino che tra i telespettatori molti
diranno però io ho avuto dei problemi, alcune cose non sono andate bene, ho pochi soldi, non riesco a pagare i ticket, dei 70 o 100 euro al pronto soccorso sono importanti e io li capisco, perché se fossimo nelle condizioni, chiaramente io i ticket eviterei ad alcuni pazienti farli pagare, ma la legge ci impone di farlo. Però ripeto, oggi è una sanità che dà tante risposte a dei costi molto alti e giustamente per poter mantenerlo in equilibrio ha bisogno di quella compartecipazione. Però siamo ancora in una regione in cui per fortuna, finché il governatore e la regione ce lo garantiscono, possiamo dormire sonni tranquilli. Cioè questo era un bel messaggio. Se abbiamo bisogno di cure nei nostri ospedali, nella nostra rete veneta, e questo è il motivo per cui molti pazienti, ne ho operati anch'io, vengono dalle regioni del sud dove invece c'è molta sanità privata finalizzata al guadagno e non alle risposte. Come dire che se il paziente ha un caso complicato, che ha bisogno di grandi interventi, di più professionisti, di costi, in queste regioni non viene fatto, nonostante hanno dei costi sanitari forse più alti dei nostri. Quindi il paziente prende l'aereo e viene in Veneto o in Lombardia, ma insomma Lombardia e Veneto sono le due regioni che attraggono di più per avere queste risposte. Bene, allora con queste parole prego, due dottore. Cose volevo dire. Primo, alla tua domanda, perché c'è tanta lista d'attesa, roba del genere, perché... Abbiamo un'altra ora, se dopo, dottore, sì? da parlarne. Allora noi andiamo col punto di Bottero e poi andiamo e non cambiate canale. Uno dei problemi da risolvere è: dove vado in ferie? Posso fare delle ferie intelligenti? Se non mi piace stare in spiaggia o a fare le passeggiate sui boschi, cosa mi resta? La stessa cosa quando uno va in pensione, cos'è che può fare? No? Giocare a bocce, e se non mi piace, a parte gli scherzi, una bella soluzione per passare il tempo in maniera utile è fare qualcosa per gli altri. A me piace molto l'iniziativa di molti professionisti che quando hanno le ferie o quando hanno tempo vanno a esercitare la loro professione, specialmente se medici o comunque persone addette alla cura della persona, vanno in paesi più sfortunati. Oggi stiamo vedendo e stiamo parlando con delle persone che vanno in Mongolia, altri vanno in Africa, medici, infermieri, psicologi, terapeuti di ogni tipo. Questo è un buon metodo per occupare il proprio tempo e sicuramente si fa del bene e si cresce anche dal punto di vista personale. Io vorrei fare i complimenti a tutte queste persone qua, di cui una rappresentanza è in studio, e chi può lo faccia. Abbiamo sentito queste belle parole di questo punto che ha fatto il nostro Leopoldo Bottero, penso faccia piacere anche a voi, perché non è per fare i complimenti, ma veramente sono delle missioni che vanno sostenute, aiutate, perché cercano di portare del bene a delle persone meno fortunate che abitano in paesi non meravigliosi, con una sanità come la nostra, specialmente nel Veneto, ma con una sala operatoria, e là è da dire tutto. Allora noi ci avviciniamo alla fine di questa prima parte, lasciamo la parola al nostro musicista, anzi alla musica del nostro meraviglioso musicista. Con quale musica chiudiamo la prima parte, Davide? Con un brano di origine greca. Va bene, prego.
maestro, bravissimo, non cambiate canale, a tra pochissimo resta con noi.